Cari amici del web, un saluto da Sicilia Opera Academy. Mi trovo in compagnia di Azusa Dodo, un soprano che ci è venuta a trovare dalla Germania dove vive e risiede. Azusa però è originaria del Giappone, come si può facilmente intuire, ed ha vissuto anche per 7 anni in Italia. Quindi parla benissimo l'italiano e questo mi agevolerà nella realizzazione dell'intervista. Azusa, innanzitutto potresti dirci quali sono stati i tuoi studi e quali sono state le opere che hai debuttato? Allora, io in Italia mi sono diplomata al Conservatorio di Torino sotto la guida della signora Luisella Ciaffi e poi dopo privatamente ho studiato per 1 anno e mezzo con il maestro Pavarotti. La mia insegnante attuale è la signora Maria Chiara e le opere che ho debuttato sono per esempio la Bohème, Mimì, la Cho-Cho-San della Butterfly, Nedda del Pagliacci, Donna Anna, Don Giovanni, Didone Enea, eccetera. Azusa, tu forse non sai che allo stato attuale sei l'allieva di Sicilia Opera Academy che viene da più lontano, addirittura dal Giappone. Questo ovviamente ci fa molto piacere, ci inorgoglisce perché la nostra associazione culturale comincia ad essere conosciuta in ogni dove. Siamo anche stati ad ottobre alla Carnegie Hall invitati dalla NTD Television, una emittente di Taiwan, per un concorso lirico internazionale, e quindi questo, diciamo, ci riempie di orgoglio e ci carica di fiducia e di positività per il futuro. Ci troviamo, come dicevo, qui a Sicilia Opera Academy, però in occasione del masterclass del maestro Marcello Lippi, celebre baritono e direttore artistico del Teatro Verdi di Pisa. Eh, Azusa, hai già avuto modo di conoscere il maestro? Non sono ancora cominciate le lezioni. Che impressione ti ha fatto e che cosa ti aspetti da questo masterclass? Allora, certamente mi ha fatto buonissima impressione e spero di poter approfondire il mio studio. Sì. Azusa, un'ultima domanda per concludere la nostra breve intervista. Che progetti hai per il futuro? Allora, questo anno ho un tournée dei concerti in Giappone e poi un'opera giapponese in Germania. Ringraziamo Azusa Dodo per esserci venuti a trovare qui a Catania presso Sicilia Opera Academy, e speriamo di rivederti presto per qualche altro masterclass o per qualche produzione teatrale importante. In bocca al lupo!